La nave Mare Ionio, guidata dai veneziani Caccia e Casarini, fa sbarcare a Lampedusa i 30 migranti salvati ieri sera al largo della Libia. Caccia sfida Salvini, i porti sono aperti. Polemica tassa Mose dopo il vetrofronte da Roma, lettera del governatore Zaia e del sindaco Brugnaro al ministro Toninelli, sia al commissario ma costi a carico completo dello Stato. Duro attacco degli esponenti dell'opposizione a Cafarsetti contro Brugnaro, non veniamo ascoltati e le commissioni non si fanno, pronta una lettera al procuratore di Venezia. La vedova del turista tedesco morto in gondola nel 2013 perde ricorso per la richiesta di un maxi risarcimento danni ed ora dovrà pagare quasi 400.000 euro di spese legali. Dopo la condanna dell'albergatrice per aver evaso i pagamenti della tassa di soggiorno, il commento dell'assessore al turismo: le regole ci sono, non è più tempo di furbetti. Controlli della finanza sui bus Gran Turismo in arrivo a Venezia. I servizi svolti a Mestre e a Marghera hanno fatto emergere numerose irregolarità, multe per 16.000 euro. Al via a Milano la 92esima Dunata Nazionale degli Alpini, 3 giorni di festa e domenica lo sfilamento delle penne nere che Antena 3 seguirà in diretta. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la questione dei migranti. La Mare Ionio, guidata dai veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, fa sbarcare a Lampedusa i 30 migranti salvati ieri sera al largo delle coste libiche. Sentiamo. Lo sbarco che diventa sfida diretta al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lampedusa, porto aperto. È mattina quando la nave Mare Ionio, la nave dei veneziani, la nave guidata da Beppe Caccia e Luca Casarini, porta a terra i 30 migranti, tra i quali una bimba di 1 anno e 3 donne, di cui una incinta, salvati al largo della Libia ieri sera. E ricordo che era stato annunciato che i porti erano chiusi, che la Mare Ionio non avrebbe più navigato e che ci avrebbero arrestati tutti. Allora mi sembra che i porti siano aperti, che noi siamo tornati a navigare da un mese a questa parte e che siamo ancora tutti a piede libero. Nave sequestrata ufficialmente per alcune irregolarità riscontrate durante il controllo delle forze dell'ordine, ma le motovedette della finanza non hanno intimato l'alta, consentendo al mezzo di approdare nell'isola. Quando la Guardia di Finanza è salita a bordo abbiamo collaborato immediatamente per lo scambio di informazioni relativo alle operazioni di soccorso, all'identità e la provenienza delle persone a bordo. A noi la Guardia di Finanza non ha contestato alcunché. Una situazione in costante aggiornamento e il primo epilogo di una emergenza nata quando la Mare Ionio aveva lanciato l'allarme per il gommone in avaria dei migranti in mare aperto. Secondo il racconto dell'equipaggio, la sala operativa della Guardia Costiera di Roma aveva risposto alla Mare Ionio con una frase emblematica: coordinatevi con le autorità libiche, secondo le istruzioni del Viminale. Una frase che ha sbalordito i veneziani: impossibile coordinarsi con un paese in guerra. Di qui la decisione di puntare verso l'Italia. Per Caccia e gli altri si potrebbe profilare una nuova accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, come è accaduto la prima volta. Il sorriso, gli occhi di Halima, la bambina sudanese di 2 anni che abbiamo salvato ieri, vale qualsiasi denuncia, qualsiasi problema giudiziario. Sinceramente io me ne infischio. Dopodiché siamo consapevoli invece solidamente e serenamente di aver agito nel soccorso e nella rotta verso Lampedusa nel pieno rispetto della legalità. E proprio in questi minuti ci è giunto un video di Beppe Caccia con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Sentiamo. Nonostante quello che viene raccontato, il porto di Lampedusa è aperto, abbiamo sbarcato queste persone finalmente in un porto sicuro e fino adesso non c'è stato notificato nessun atto giudiziario, quindi la nave Mare Ionio è libera di muoversi, non è sotto sequestro come qualcuno sta affermando in queste ore ed è pronta presto a tornare in mare per salvare altre vite. Ed ora torniamo a parlare delle polemiche sulla manutenzione del Mose dopo il botta e risposta con il ministro Toninelli appunto sulla questione legata al Mose. Continuano le polemiche, Zaia e Brugnaro hanno inviato una lettera a Roma.
Una bozza di emendamento sotto forma di osservazioni in merito alla questione della gestione dei costi del Mose dopo la discussione in Senato per la conversione in legge del decreto sblocca cantieri. È stata inviata congiuntamente dal governatore veneto Zaia e dal sindaco di Venezia Brugnaro al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nella lettera sono indicate in particolare alcune fondamentali modifiche. Le più rilevanti riguardano la struttura commissariale, che i due amministratori accolgono prevedendo anche loro la nomina di un commissario straordinario e le modalità di gestione dei costi. Questi, secondo il testo del governatore e del sindaco, vengono indicati con oneri integralmente a carico del bilancio dello Stato. Zaia e Brugnaro indicano anche che la struttura pubblica che opererà dovrà essere esclusivamente costituita dai Ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni e Attività Culturali, delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Si legge inoltre che pur nello spirito di massima e leale collaborazione, Regione e Comune, partendo dall'indiscutibile presupposto che trattasi di opera nazionale, introducono chiare disposizioni a tutela del proprio patrimonio e a definizione dei rapporti tra i soggetti che attualmente operano nella stessa materia. In mattinata ai nostri microfoni il presidente Zaia aveva evidenziato anche un altro importante aspetto. Ma guardi, si metta nei miei panni, in quello di 5 milioni di veneti, che vedono un emendamento che dice la Regione deve mettere ogni anno 15 milioni di euro e per di più ci sarà una tassa per il Mose. E dall'altro dico, ma io non, scusa, siamo quelli dell'autonomia noi, cosa c'entra sta roba? Siamo agli antipodi, ci diano l'autonomia velocemente, poi parliamo anche di Mose. Opposizione in Consiglio Comunale contro il sindaco Brugnaro, si rivolgono alla Procura. Sentiamo perché. Abbiamo fatto un'analisi di tutte le interrogazioni presentate in questi 4 anni, cioè dal 2015 fino ad oggi, e sono venuti fuori dei numeri abbastanza sconcertanti, perché su 690 interrogazioni ben il 91% vengono trattate al di fuori della norma, cioè del TUEL, cioè c'è una disapplicazione e una inosservanza delle leggi che veramente è spaventosa. Stiamo già dicendo da tantissimo tempo che bisogna risolvere e sentire i problemi dei cittadini. Le interpellanze, le interrogazioni non provengono solamente dai cittadini, dalle esigenze, dai chiarimenti che vogliono i cittadini. Dopo anni di mancate risposte, numeri alla mano, i consiglieri comunali di opposizione hanno deciso dunque di rivolgersi al procuratore, segnalando un comportamento, dicono, poco consono da parte dell'amministrazione comunale. Mi aspetto che il procuratore capo, il dottor Cherchi, si attivi come ha fatto finora con tutti gli altri esposti e che quindi indaghi su queste condotte appunto al limite del lecito che sta ponendo in essere l'amministrazione Brugnaro. Di solito si dice che sono i consiglieri comunali di opposizione che fanno ostruzionismo. In questo caso è l'inverso, cioè la maggioranza fa ostruzionismo nei confronti di quei pochi consiglieri di opposizione che si danno da fare. Noi presentiamo interrogazioni, presentiamo interpellanze, presentiamo proposte di delibera e queste non vengono mai ascoltate, non viene mai data risposta. Vorrei sottolineare che una risposta data a 200 giorni di distanza dalla presentazione dell'interpellanza, a 300 giorni di distanza, a 400 giorni di distanza, vale come una non risposta. Tra le questioni da affrontare ce ne sono alcune che richiedono risposte immediate. Chiarimenti su appalti e forniture e soprattutto c'è anche la richiesta di insediamento di una commissione per affrontare la famosa questione dei pili, cioè fatto della situazione dei pili dal punto di vista ambientale, se si può costruire, cosa si può costruire, quali sono le condizioni generali di quell'area. All'indomani della maxi condanna ad un'albergatrice veneziana per aver evaso i pagamenti della tassa di soggiorno, il commento dell'assessore al turismo. Sentiamo. La prima condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per un'albergatrice 59enne che non ha versato la tassa di soggiorno al Comune di Venezia vuole essere la dimostrazione che si fa sul serio. È un segnale forte, mi pare che di segnali forti alla città se ne stiano dando, perché è notizia anche di ieri che abbiamo rintracciato
delle persone che affittavano abusivamente locazioni turistiche. Quindi la nostra attenzione è alta sia nei confronti di chi evade la tassa di soggiorno, collaborando chiaramente con la polizia locale, le forze dell'ordine e la Guardia di Finanza, e chi invece esercita attività abusiva. È uno degli scopi che ci siamo dati con il progetto di governance del turismo e procediamo in questa direzione con più di 800 segnalazioni e verifiche. L'accusa per la donna è di peculato, avrebbe intascato 179.628 euro. Denaro pubblico di spettanza al Comune di Venezia, si legge nel capo di imputazione. Non solo, per non aver versato la tassa per 36 mesi lo scorso novembre, la 59enne è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire il comune con 73.500 euro per un debito iniziale che superava i 91.000, poi sceso col pagamento di un acconto da parte dell'imprenditrice, che però ora dovrà fare i conti anche con la condanna per peculato. I tempi dei furbetti, ribadisce l'assessore Mar, sono finiti. Le regole ci sono, vanno semplicemente rispettate, la nostra è un'attività di verifica affinché le regole che noi ci siamo posti vengano rispettate. Non è più tempo di prendersi in giro e quindi procediamo speditamente anche con l'aiuto dei cittadini, perché c'è anche un sistema di segnalazione che è il CODS, per cui anche i cittadini possono segnalare eventuali cose che notino che non possano essere non conformi alle regole, quindi è un intento della città a cui stanno dando la mano le forze dell'ordine e anche i cittadini. Credo che sia un segnale che la città ha recepito, a cui collabora e che ricorda a chi non svolge la propria attività secondo le regole che prima o dopo verrà preso e pagherà quello che dovrà pagare. La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di controlli sui bus Gran Turismo in arrivo a Venezia. I servizi svolti a Mestre e a Marghera hanno fatto emergere numerose irregolarità che hanno fatto scattare a carico dei conducenti sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro già interamente versate nelle casse comunali. In un caso è stato eseguito anche il fermo del mezzo per il mancato versamento immediato della sanzione. I controlli sono stati finalizzati alla verifica della regolarità dei trasporti operanti in territorio italiano da vettori stranieri, anche nell'ottica di contrastare possibili condotte di concorrenza sleale a danno delle aziende nazionali del settore. Respinto il ricorso della moglie di Joachim Vogel, il turista tedesco morto nell'agosto del 2013, schiacciato da un vaporetto mentre era in gondola con la sua famiglia sotto il ponte di Rialto. A dicembre, quando il Tribunale Civile di Venezia aveva bocciato la sua causa, il conto da saldare era di poco superiore ai 250.000 euro, ma ieri l'appello civile ha dichiarato inammissibile il ricorso, alzando addirittura la cifra 168.000 euro in più tra spese dirette e percentuali. In tutto dunque quasi 420.000 euro il saldo che la vedova dovrà versare ai piloti della CTV, ai gondolieri e al tassista protagonisti dell'incidente. Sciopero della sanità privata, oggi a Mestre, presidio davanti a Villa Salus. Non ci rinnovano il contratto da 12 anni, dicono i lavoratori. Sentiamo. Una vergogna che dopo 12 anni le associazioni datoriali AIES e AIOP non vogliono rinnovare il contratto, non mettono un euro per questo rinnovo, a professionisti che mandano avanti la sanità privata, sfruttando quello che sono le competenze e le qualità del servizio, ma mandando avanti anche i profitti di questi datori di lavoro. I lavoratori del Veneto hanno incrociato le braccia davanti a Villa Salus per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto della sanità privata fermo da 12 anni. Noi chiediamo subito il rinnovo del contratto e chiediamo alla Regione Veneto di farsi partecipe come soggetto istituzionale per fare pressioni forti sui datori di lavoro perché rinnovino questo contratto a lavoratori, infermieri, OS, tecnici, fisioterapisti che garantiscono una parte della salute dei veneti. Il clima
molto complicato gli alti procedimenti disciplinari che si fanno all'interno delle strutture e che rendono sempre più difficoltoso per i lavoratori poter operare all'interno di queste case di cura. Una protesta che arriva dopo settimane in cui la sanità pubblica e privata è stata al centro di numerose questioni. C'è una vera e propria emergenza che riguarda i salari e gli organici, riguarda la sanità pubblica e anche quella privata. Noi nelle scorse settimane abbiamo lanciato la campagna Sanità Veneto Codice Rosso, proprio perché la fuoriuscita di medici, infermieri, di tutto il personale sanitario, professionisti fondamentali rischia, se non c'è un piano straordinario di assunzione, un investimento sulla sanità pubblica, in particolar modo di mettere il nostro sistema al collasso e metterlo in ginocchio. E continuiamo con la sanità perché il Ministero ha comunicato ufficialmente la visita della Commissione per la conferma della classificazione della struttura come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Stiamo parlando del San Camillo. La visita del Ministero, in base alla quale poi verrà decisa la nostra conferma, avverrà quindi molto probabilmente nella seconda metà di luglio, alla peggio nella prima metà di settembre. È un'anteprima di oggi. Via ai lavori attesi da tempo e annuncio della visita ormai vicina della Commissione ministeriale per la conferma, anche per il prossimo biennio, della certificazione come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il direttore generale Francesco Pietrobon annuncia 2 buone notizie in un giorno per il futuro dell'ospedale San Camillo degli Arberoni al Lido di Venezia. I lavori sono partiti questa settimana, fuori dalla finestra vediamo finalmente il cantiere in azione. Il programma è quello di concludere questa fase, come previsto dal contratto, entro la fine di luglio e comunque prima della pausa estiva. In questa prima fase dei lavori saranno investiti 1.200.000 euro, mentre ancora nulla è definito riguardo le trattative di vendita in corso con Villa Salus, anche se le trattative proseguono. L'ospedale, intanto, proprio nei giorni scorsi, ha visto confermato il suo accreditamento di qualità. Dopo questa prima fase dei lavori ci saranno laboratori di ricerca completamente nuovi, in spazi aggiuntivi rispetto agli attuali, e su un piano. Sull'altro piano troverà spazio la neuropsicologia, che svolge una consistente quota di attività sia per l'assistenza ma anche per la ricerca. Quindi in questo padiglione sarà concentrata tutta l'attività di ricerca. Il San Camillo è uno dei 3 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presenti in Veneto e ha confermato la propria importanza anche per i pazienti da fuori regione, in particolare per la neuroriabilitazione. Ed ora le elezioni europee del prossimo 26 maggio, alle urne anche il partito animalista. Europee 2019, per la prima volta in Italia il partito animalista si presenta e sarà in lista con propri candidati su tutto il territorio nazionale. Una visione nuova dell'ambientalismo che vede uniti 11 movimenti animalisti di altrettanti stati europei. Il Partito Animalista Italiano fa parte di un gruppo che è costituito da 11 partiti europei animalisti, chiamato Animal Politics EU, e noi ci candidiamo per dare il nostro contributo alla causa animalista dall'Italia. Il programma è quello concordato con gli altri partiti animalisti europei nell'ottica della difesa dei diritti degli animali e dell'ecosistema e di riflesso di tutti gli esseri umani. Una delle richieste più importanti sicuramente è chiudere gli allevamenti intensivi, che questo, oltre a essere una proposta animalista, è anche una proposta importantissima per quanto riguarda l'ambiente, essendo gli allevamenti intensivi la principale causa di inquinamento al mondo e di surriscaldamento globale. Per quanto riguarda le sfide territoriali nel nostro paese, se al sud uno dei problemi da affrontare è quello del randagismo, a nord-est molto sentite sono le problematiche legate alla crescente presenza di fauna selvatica, dai lupi ai cinghiali alle volpi. Le soluzioni vanno semplicemente prese cercando di non usare la violenza, ma di usare la domesticazione degli animali, così come abbiamo fatto con tantissime specie che oggi abbiamo in casa. Questo non vuol dire che non dovrebbero più esistere a livello selvatico, però sicuramente possiamo andare incontro agli animali e metterli in una condizione di non essere dannosi per l'essere umano senza doverli necessariamente uccidere. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora della Biennale. Scendono in campo importanti personalità del mondo culturale ed accademico veneziano. I Sassi, che poi sono il quartiere importante di Matera, come il Canal Grande, lanciando un messaggio per un tentativo di far colloquiare due città importanti nel contesto italiano. Nell'anno in cui Matera è stata eletta capitale europea della cultura per il 2019, non ci poteva essere persona migliore del professor Amerigo Restucci, materano di nascita ma veneziano d'adozione, ex rettore dello UAV, l'Università di Architettura a Venezia, a lanciare la proposta di questo gemellaggio. Proprio nei giorni in cui tutto il mondo visita Venezia per l'apertura della Biennale d'Arte, in questo momento che a Venezia c'è la Biennale potrebbe essere un bel segnale quello di poter trasmettere alcune opere d'arte nella città di Matera e viceversa far sì che Matera possa essere presente in qualche iniziativa. Sarebbe un bel segnale per far colloquiare queste due città e quindi Venezia, più forte culturalmente per storia, dà un segnale a una parte del paese come il meridione d'Italia e a una città che lo rappresenta. Il professor Restucci, che è uno dei volti più importanti del mondo accademico e culturale veneziano, procuratore di San Marco per nomina del patriarca e in passato anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Biennale, è portavoce di quello che non è solo un appello, ma anche una sfida e una vera e propria investitura. Ricorda il percorso della sua città di origine. Matera è stata scelta dopo una presentazione di tanti programmi da altre città italiane e la sfida era molto competitiva, c'era Assisi, Perugia, Lecce e quindi il fatto che una città sia stata scelta è un bel segnale soprattutto per il bisogno di rinascita di una parte del paese come il meridione d'Italia. La scelta di Matera, capitale europea, come sottolinea Restucci, ha portato importanti benefici a tutta la città. Ha risistemato la sua ricettività, sono aumentati il numero degli alberghi, dei ristoranti, ma soprattutto alla città è servito risistemare i suoi musei, le sue attrezzature e quindi c'è un importante museo archeologico che testimonia di una storia antica della città, c'è un museo di arte dentro il quale si trovano molte opere contemporanee che in questo momento ospita una mostra sul Rinascimento nell'Italia meridionale. Al via oggi a Milano con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera alla 92esima Dunata Nazionale degli Alpini, quella del centenario di fondazione dell'ANA, 3 giorni di festa anche per moltissime penne nere in partenza dalla nostra regione. Domenica l'evento clou con lo sfilamento delle penne nere che come sempre Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9 di domenica 12 maggio, quindi sino al termine della sfilata, appuntamento da non perdere sulla nostra emittente con lo sfilamento degli alpini. Vi ricordo ora tra poco, subito dopo i telegiornali torna 20:10, ospiti in studio questa sera Marco Biscione, direttore del Museo M9 di Mestre e Alessandro Del Bianco, storico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il nostro territorio nella giornata di sabato 11 maggio verrà attraversato da una nuova perturbazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà instabile con piogge locali temporali via via più diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 16 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi precipitazioni piuttosto diffuse su tutto il territorio regionale, localmente anche forti. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. E il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge e temporali un po' dappertutto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata.
Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.